Nel giorno della festa di Sant'Angelo a Licata anche il sindaco Pino Galandi e l'assessore allo sport, turismo e spettacolo Andrea Burgio hanno reso omaggio al santo patrono. Attraverso un video realizzato e pubblicato da Angelo Carusotto su YouTube, il contenuto mostra le bellezze di una terra dalle mille risorse, che dalla voce narrante viene definita una perla preziosa. Il testo è stato scritto da Angela Manguso, la voce narrante, e Gianni Viterbo. I ragazzi che hanno pensato alla coreografia indossando le casacche da marinai sono Angelo Cannizzaro, Angela Lauria e Pietro Bonvissuto. Quest'anno, a causa dell'emergenza Covid-19, dicono Galandi e Burgio, non è stato possibile onorare a Sant'Angelo con i festeggiamenti solenni che vanno avanti da secoli. Nell'attesa della ripresa della normalità abbiamo pensato ad un piccolo contributo al marketing turistico di un territorio, il nostro, da riscoprire. Al tempo stesso facciamo un omaggio personale al nostro patrono. Il video, che dura poco più di 6 minuti, con immagini molto suggestive, mostra al tempo del Covid-19 una città silenziosa, quasi deserta, che mette in vetrina tutti i propri patrimoni monumentali, artistici e paesaggistici. L'amministrazione comunale inoltre ringrazia vivamente anche tutti i medici, il personale sanitario dell'ospedale San Giacomo d'Altopasso e il comando di polizia municipale. E finalmente, per la gioia di tutti i licatesi, Sant'Angelo è tornato a casa sua. L'urna argentea del santo patrono era ad Agrigento per una restaurazione, a renderla più elegante, ammirevole e venerabile. Vi possiamo annunciare con gioia, scrivono i carmelitani, che siamo riusciti nel nostro intento e Sant'Angelo è tornato nel suo santuario, in una veste nuova ma antica. Torna nella sua cassa lignea, rivestita in velluto rosso e ricami in oro, che lo hanno accolto per la prima volta nel lontano 1623. Ringraziamo di vero cuore quanti hanno lavorato nel pieno rispetto delle norme canoniche, nel silenzio e nel nascondimento, come giusto che sia, per onorare al meglio Sant'Angelo e la città che per 8 secoli ne ha custodito gelosamente la memoria. Il cardinale Francesco Montenegro, il nostro Don Franco, arcivescovo di Agrigento, gli infaticabili e impagabili membri del Tribunale diocesano, l'Ufficio di Beni Culturali di Agrigento, i tecnici e i restauratori, le autorità civili e militari coinvolte in questo complesso procedimento, a cui vanno i nostri più sinceri ringraziamenti.